Si stanno concentrando sui profili social di presunti vittime e carnefice i militari dell'Arma trevigiana che con tutta la delicatezza del caso stanno ricostruendo quanto successo in una scuola superiore di Montebelluna qualche giorno fa. Duplice la segnalazione, una è stata fatta dalla scuola, l'altra tramite denuncia da una ragazza 19enne con disturbi alimentari affetta da una grave forma di anoressia e per questo ricoverata in una struttura specializzata. Ammazzati il messaggio mail ricevuto dalla giovane contornato da alcune bestemmie e questo tramite la piattaforma di didattica e learning messa a disposizione dall'istituto. L'autore è stato presto individuato in un suo compagno di scuola della stessa età che in un primo momento avrebbe negato ogni addebito, ma tutto ricondurrebbe a lui. Si procede per ingiuria, ma è chiaro che se confermato il quadro ci si troverebbe di fronte a qualcosa di più grave, vero e proprio bullismo con incitazioni al suicidio su un soggetto già fragile. La 19enne in quel frangente era rientrata da poco a scuola dopo una lunghissima assenza. I carabinieri, analizzando i profili social e sentendo dei testimoni, stanno capendo se si tratti di un fatto singolo o se fosse stato preceduto da altri episodi simili di scherno e body shaming. Intanto il primo cittadino abbraccia la ragazza. È un fatto certamente molto grave. Mi sento in dovere, di portare la solidarietà mia, di tutta l'amministrazione, di tutta la città di Montebelluna a questa ragazza, chiedendo che non si faccia influenzare da un deficiente che si permette di insultare in modo così crudele la sua persona. Bordin che si rivolge anche al presunto bullo e lo fa con toni durissimi. Vorrei chiedere anche a questo soggetto, ma cosa pensi di aver guadagnato in tutto ciò? Un secondo di celebrità secondo te? Veramente credo che il rispetto delle persone sia sempre e comunque dovuto. Ripeto, una solidarietà totale alla ragazza. Se per caso avesse bisogno di fare due parole anche con noi, le porte sono aperte soprattutto per queste problematiche.